Scuole materne paritarie e nidi, una boccata d'ossigeno grazie ai fondi che lo Stato stanzia dopo la ratifica della Regione Veneto sull'intesa Stato-Regioni sul piano di azione pluriennale per il sistema integrato di educazione per i piccoli da 0 a 6 anni. Vale a dire che i comuni veneti riceveranno complessivi 18 milioni e 900 mila euro di fondi statali per sostenere la gestione di 793 nidi, 1109 scuole materne frequentate nel territorio veneto da un esercito di oltre 199 mila bambini, ma la cifra aumenta se si tiene conto del contributo della Regione Veneto proprio per quella fascia d'età. Si vanno ad aggiungere i 34 milioni che come Regione Veneto abbiamo già erogato nel 2019. Una linfa importante perché sappiamo quanto importante siano queste scuole nel nostro territorio e quanto fondamentali, visto che il Veneto ha questa specificità e questa particolarità che abbiamo cercato in tutti i modi di far capire a livello nazionale, e anche con il processo dell'autonomia abbiamo insistito su questa cosa, che le scuole materne e gli asili nidi non sono statali o pubbliche come invece nel resto d'Italia, ma qui invece arrivano appunto da quelli che erano gli asili o le scuole materne parrocchiali e poi diventate appunto paritarie. Il Veneto, lo ricordiamo, è stata l'unica realtà in Italia che a Roma ha rappresentato la propria regione ai tavoli d'intesa sul sistema educativo integrato per l'infanzia e al tempo stesso l'unica regione che finanzia con risorse proprie la gestione di queste scuole, con più del doppio di quanto paghi in effetti lo Stato. L'intesa prevede infatti un cofinanziamento almeno del 30% delle risorse assicurate dallo Stato. In questo caso la regione si fa carico del 60% del contributo pubblico a nidi e materne, mentre la quota a fondo nazionale sta al 40%. Tenendo conto del contributo regionale, il sostegno pubblico del sistema educativo e di istruzione paritaria a bambini 0-6 anni ammonta a quasi 58 milioni di euro.